Ponte sullo Stretto e disastro del Vajont, l'accostamento per gli architetti di Agrigento è assolutamente infelice. Siamo allibiti, affermano in una nota. Associare il ponte sullo Stretto al disastro del Vajont è un fatto gravissimo. A coloro che hanno sempre frenato lo sviluppo socio-economico della nostra terra, dicono, si uniscono i catastrofisti che richiamano tragedie senza alcun fondamento. Ma il presidente Rino Lamendola non perde occasione per rilanciare sulla necessità dell'aeroporto ad Agrigento. Confermiamo, dice, l'urgenza e indifferibilità di realizzarlo, impegnando risorse irrilevanti rispetto a quelle del ponte. Valorizzerebbe i nostri beni culturali alimentando un rilancio socio-economico del territorio che, alla luce dei vantaggi indotti dalla designazione di Agrigento capitale della cultura 2025, sarebbero enormi. Apprezziamo, conclude, l'impegno dei nostri deputati che si sono impegnati per questo e auspichiamo che si dia pronto avvio alla necessaria tabella di marcia per la sua realizzazione, fermo restando che il ponte, l'alta velocità, i porti e il completamento della rete autostradale trasformerebbero il nostro territorio con forti ricadute positive per lavoro ed economia.